Bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria praticamente da questa mattina per informarvi e raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo visto la conferenza stampa di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che ci ha detto alcune cose veramente importanti. Ci ha detto ad esempio che l'ordinanza varata solo ieri dalla Regione, che sembrava essere sopravanzata, annullata da un'ordinanza ministeriale pubblicata durante le ore serali, è invece valida, quindi tutto quello che è stato detto viene confermato. Andiamo a vedere assieme l'ordinanza che quindi diventa e rimane assolutamente operativa anche in queste ore. Ve la mandiamo dal nostro computer, abbiamo omesso di farvi vedere le prime 4 pagine di premesse, visto e considerato, e andiamo direttamente a quello che dispone questa ordinanza. Quindi, al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti idonei a determinare diffusione del contagio, sono chiusi all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone con attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale. Spiegazione: chiude tutto quello che è area verde, parco, giardino, argine, tutto quello che può essere soggetto all'attenzione di persone che vogliono correre, camminare, prendere un po' d'aria, viene chiuso al pubblico per evitare assembramenti. Tutti gli spostamenti a piedi o in bicicletta nei territori urbani e in territorio extraurbano in ambito regionale sono soggette alle limitazioni del combinato di cui abbiamo parlato molte volte. Sono quindi consentiti spostamenti con modalità e mezzi solo esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale, cioè comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, situazione di necessità, oltre che gli accessi agli esercizi aperti in base al decreto. Quindi ci si può muovere per motivi di necessità ed emergenza in macchina, in bici o con altri mezzi. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria, l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, e qui ascoltiamo tutti bene perché è fondamentale, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora. Andiamo avanti. Al fine di contrastare si dispone l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e vivande nelle aree di servizio extraurbane dalle 8 alle 16 e chiudiamo con le due cose più importanti. Si va uno solo a fare la spesa e i negozi di alimentari sono chiusi la domenica. Quindi torniamo in studio e andiamo a rivedere ancora una volta quello che ha detto Zaia. L'abbiamo appena letto, ma va spiegato perché sono tantissime le domande che ci arrivano in redazione proprio in queste ore. Tutti ci chiedono come dobbiamo regolarci. Qui è scritto tutto, faremo in modo di farvelo trovare anche sui nostri social prima possibile. Semplicemente non si esce di casa. Se si esce di casa si esce per fare la spesa, si va a fare la spesa uno alla volta, ma si va a fare la spesa solamente fino a questa sera, perché domani i negozi di alimentari saranno chiusi. Non serve creare assembramenti, non serve prendere d'assalto i negozi di generi alimentari, perché derrate alimentari ce ne sono e scorte ne abbiamo tantissime in tutto il Veneto. Non rischiamo di morire di fame in nessun momento. C'è da dire che tutti quelli che invece vogliono uscire per sgranchirsi le gambe, per fare un po' di moto o per portare il cane, che è concesso giustamente portare fuori per le esigenze fisiologiche dei nostri amici a quattro zampe, deve rimanere a 200 metri da casa. Questa distanza deve essere comprovata dai documenti che abbiamo con noi se troviamo una pattuglia che ci ferma e ci chiede informazioni. Quindi se ci fermano dobbiamo essere entro 200 metri da casa, altrimenti sono giustamente guai. Adesso andiamo a vedere invece poco prima del punto stampa del presidente Zaia, oggi questa mattina dalla sede della Protezione Civile di Marghera, si è sentito risuonare nell'aria l'inno di Mameli e sono stati sventolati parecchi tricolori. Ce lo racconta la nostra redazione di Venezia.
In un silenzio surreale, poco prima del punto stampa con il governatore Zaia, i cittadini hanno voluto far sentire la loro vicinanza a tutti gli italiani. Un abbraccio virtuale a chi sta combattendo contro questo virus maledetto. La nostra giornalista Anna Maria Parisi ha colto questo momento colmo di emozione e di speranza. Gente fuori dai terrazzi che applaude con il tricolore che sventola, e in alcune abitazioni c'è anche il gonfalone veneto. Sul terrazzo, sulle finestre degli appartamenti, intanto sventolava il tricolore e la bandiera col leone di San Marco. Nessuna parola, solo il silenzio, in segno di rispetto, pensando a chi sta lottando, a chi sta sacrificando tutto per aiutare i pazienti, al personale sanitario, ma anche a chi si sta dando da fare per affrontare questa emergenza. L'inno di Mameli finisce, poi l'applauso, ma ricomincia questa battaglia che tutti insieme possiamo vincere. Un momento molto intenso che abbiamo potuto vivere in diretta grazie allo splendido lavoro che stanno facendo tutti i colleghi delle nostre redazioni sul campo giorno dopo giorno, rimanendo, e questo dobbiamo sottolinearlo, sempre in sicurezza, massima sicurezza. Anche la conferenza stampa del governatore Zaia l'avete vista, microfoni a distanza, giornalisti dall'altra parte del tavolo, mascherine quando bisogna usare le mascherine e nessun rischio in più. Addirittura, e questo ce lo chiedono molti telespettatori, le domande dei giornalisti non si sentono per il semplice motivo che non vengono forniti di microfono per motivi di sicurezza sanitaria. Quindi colleghi che ogni giorno escono, fanno il loro lavoro in modo egregio e veniamo premiati anche dalla fortuna ogni tanto nel poter assistere a un concerto così estemporaneo e così bello. Andiamo a rivedere ancora una volta i messaggi che ci arrivano dai nostri telespettatori, ne arrivano tantissimi. Per esempio ci chiede un nostro telespettatore di poter vedere in onda ancora una volta l'Iban dell'associazione Helios che sta donando apparecchiature agli ospedali della Pedemontana. Fra poco ve lo facciamo rivedere, lo trovate anche nella nostra pagina Facebook, ma fra un po' lo rimandiamo perché è giusto farvi vedere continuamente quelli che sono i riferimenti per poter donare. Vedete, la generosità dei veneti non ha davvero limite. Ci chiede questa persona: posso portare provviste ai miei genitori anziani? Loro preferiscono restare a casa, grazie. Naturalmente meno anziani ci sono in giro, meglio è, quindi in questo caso portare la spesa o aiutare i propri familiari anziani è sempre consentito, ovviamente con tutte le cautele del caso, quindi mascherina, quindi i guanti quando vanno usati, quindi evitare di entrare in contatto o di avvicinarsi a meno di 2 metri, 1,5 metri, quello che è il droplet di cui parliamo ormai da settimane, cioè l'area in cui si diffonde questo virus che può essere espulso dalla nostra bocca, dal naso, dalla saliva che noi emettiamo nell'aria. Quindi si può fare, basta fare l'autocertificazione, motivi di necessità, si può andare, è meglio che gli anziani rimangano a casa. È bello anche sapere che ci sono famiglie che hanno figli che scelgono di aiutare da una mano, sacrificarsi così. Le aziende non danno protezione, io devo andare a lavorare lo stesso, sono obbligato a farlo. Naturalmente sono tutte situazioni dinamiche interne alle aziende. Sappiamo che sono in corso i controlli da parte dello Spisal, cioè la sicurezza sul lavoro delle ULSS della regione in tutto il territorio. Le aziende devono essere a norma. Ha detto qualche giorno fa anche la regione che se un'azienda non è a norma è meglio che chiuda. Per qualche giorno anche aziende molto grosse hanno scelto di chiudere in questi giorni per tutelare i dipendenti e tutelare la popolazione, perché naturalmente è un'azienda che ha qualche centinaio di lavoratori, ma anche una che ne ha molti meno, può essere un punto di scambio, di diffusione del coronavirus. Quindi se non si è in regola è meglio chiudere i battenti per qualche giorno. Stanno arrivando tutte le possibilità del caso, almeno per molte tipologie di attività
cassa integrazione, di altri dispositivi per i lavoratori, però se questo continua a non succedere, anche la Regione ha invitato i lavoratori a segnalare prima di incappare in problemi molto più gravi, che sono problemi di salute. C'è chi dice di essere orgoglioso del proprio governatore, c'è chi si irrita perché alcuni accusano di protagonismo i presidenti delle regioni, quindi i vari presidenti, Fontana, Bonaccini, Federica, Zaia stesso, sono in prima fila, in prima linea da giorni per combattere il coronavirus, lavorando giorno e notte. È ovvio che ci si espone anche a critiche, penso che faccia parte sia del loro lavoro che di quello che stiamo vivendo. Essere tutti d'accordo. Ci dice il nostro telespettatore che ci sta guardando, gli ispettori Spisal dove sono? Io non li ho visti. Ci hanno detto che ci sono e lunedì ci ha detto la Regione che in conferenza stampa verranno dati i dati, verranno forniti i dati relativi ai controlli. Dopodiché, se non vengono, ripetiamo, la segnalazione non è una segnalazione fatta per colpire un'azienda, è una segnalazione fatta per mantenere al massimo l'efficienza sanitaria della nostra regione in questi giorni di difficoltà. Quindi senza far la spia, perché non è questo, si avverte semplicemente le autorità che c'è un'azienda che non è assolutamente in regola. Quindi non si tratta di azioni sbagliate, si tratta di stare al sicuro tutti quanti. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. C'è chi dice... ci sono persone che hanno malati a casa, anche malati gravi, che hanno altri malati a casa e che li stanno accudendo. In questo caso ci sono i numeri verdi, potete trovarli sul sito della Regione, ci sono i numeri verdi a cui chiedere informazioni sanitarie molto importanti. Noi non possiamo fare altro che consigliarvi di chiamare questi call center che possono aiutarvi a gestire queste situazioni. Ci sono davvero situazioni sanitarie al limite in questo periodo, ce ne rendiamo conto, persone già malate che si trovano esposte a nuovi rischi. In questo caso è indispensabile contattare le strutture sanitarie regionali, ci sono numeri verdi e ogni ULS ha il proprio, quindi basta andare sul web, cercare, c'è tutto, chiamate, vi aiuteranno di sicuro. Vediamo qualcun altro, ma ci sono foto, video, c'è davvero di tutto, e succede in questo periodo che alcuni nostri connazionali, concittadini, anche veneti, siano bloccati all'estero dall'emergenza coronavirus. I voli sono praticamente fermi, non si viaggia più, è difficilissimo muoversi. Sono stati organizzati anche dei voli straordinari, c'è qualcuno che va a prendere i nostri connazionali all'estero, qualcuno deve invece arrangiarsi, fuggire magari da una delle aree che sta affrontando questa emergenza in un modo molto particolare, come la Gran Bretagna. C'era una giornalista finanziaria padovana che lavorava a Londra fino a pochi giorni fa, si è trovata in grave difficoltà e ha deciso di tornare da Londra attraversando l'Europa in macchina assieme alla madre. Ecco il nostro servizio dalla redazione padovana. Ho lasciato Londra martedì mattina insieme a mia madre e al mio cane, Nelson, in macchina. Abbiamo attraversato l'Eurotunnel arrivando in Francia alle 11:40 circa, quando il confine francese chiudeva a mezzogiorno. Abbiamo poi dormito in Francia in un albergo dove abbiamo preso tutte le protezioni possibili e abbiamo poi guidato tutto mercoledì per arrivare a Padova in serata. Una fuga sperando di farcela con un'auto a noleggio. È il racconto di Alessia Pirolo, che tra Londra e Padova non ha avuto dubbi. Nonostante tutto, nonostante la situazione italiana, ci sentiamo più sicure ad essere a casa, in particolare per mia madre. In qualunque caso di emergenza, qui sappiamo di essere vicini alla famiglia, vicino ad amici. Sappiamo di essere una realtà tutto sommato piccola, con tutto quello che
di cui possiamo aver bisogno comunque a portata di mano. Alessia Pirolo e la madre sono in quarantena adesso, ma a Padova si sentono più sicure. Ma attraverso famiglie, amici, consegne a domicilio, facciamo la vita a cui voi vi siete tutti abituati. L'alternativa sarebbe stata fare una vita simile a Londra, che è la realtà che abbiamo scelto, dove viviamo. Io vivo fissa lì, mia madre vive tra l'Italia e Londra, però in questo momento non abbiamo la sicurezza che sentiamo di avere di più in Italia. Le notizie che arrivano sono incerte, sembra che Londra sarà in lockdown presto, ma non è confermato, il governo nega. Vengono ridotte le possibilità, chiusi moltissimi posti e questo ritengo sia opportuno. Certo è che le comunicazioni non sono chiare e molti italiani vogliono tornare. Lei e la madre sono in città, ma il pensiero va ai tanti italiani rimasti a Londra. La Farnesina sta mettendo a disposizione dei biglietti aerei per gli italiani a Londra, ma questi vengono venduti molto rapidamente e hanno anche dei costi che molti dei ragazzi italiani che hanno lavori precari a Londra forse non possono permettersi. La situazione non è facile e l'incertezza è tanta. Quindi essere a casa per noi è la scelta giusta. Quindi avete visto i nostri connazionali che scelgono di ritornare anche in modo quasi rocambolesco, complicato, attraversano l'Europa in macchina pur di tornare qui in Veneto perché probabilmente si fidano di più della gestione dell'emergenza che c'è qui rispetto a quella che magari possono attuare ognuno con le proprie libertà. Nessuno si permetterebbe di giudicarle, però in altri paesi europei. Abbiamo visto assieme i dati questa mattina, non ci permettiamo di commentarli, neanche questi, perché sono comunque dati che vanno letti sul lungo e medio raggio, però sono dati decisamente diversi, quelli del Veneto rispetto alla Lombardia, anche all'Emilia Romagna e anche in parte rispetto al Friuli. Sono situazioni estremamente diverse che però da una parte sembrano confermare quello che stiamo facendo è positivo. Pare invece che a Merlara, nella bassa padovana, le cose abbiano preso una piega un po' preoccupante, perché stiamo parlando di una casa di riposo che si è trasformata in un focolaio, in un'area dove adesso anche altre persone si stanno ammalando, ed è risultata positiva al coronavirus anche la sindaca di Merlara. Noi l'abbiamo sentita al telefono per capire come stanno gestendo la situazione in queste ore. Per il momento sto bene, ho un po' di tosse ma non ho febbre e questo dicono essere un buon segno. Lotta la sindaca di Merlara Claudia Corradin, in prima linea per la difesa dei suoi cittadini, in particolare i tanto cari anziani della casa di riposo, e adesso anche per la sua salute. È stata contagiata, positiva al Covid-19, per ora sta abbastanza bene. Non va altrettanto bene nella struttura dove la notte scorsa è morto un altro anziano. Un bollettino di guerra. 8 le persone morte dall'inizio della pandemia, 25 dei 46 operatori positivi al virus, tutti 60 anziani rimasti. Venerdì la distribuzione di mascherine chirurgiche. Sono state distribuite delle mascherine, quelle che non chirurgiche, diciamo, che evidentemente sono adatte o possono essere utili, ma non sono sufficientemente, non garantiscono sufficientemente la sicurezza agli operatori che sono dentro, lavorano in un ospedale infetto. A portare solidarietà i sindaci della zona. Ci sono stati anche i sindaci delle Montagnanesi che hanno sollecitato con una lettera un intervento, una petizione particolare per Merlara, però attualmente ognuno è sempre solo, nel senso che è una casa di riposo e quindi tutte le procedure per il reperimento del personale, per il reperimento dei dispositivi vengono rimandate alla dirigenza, al direttore e al presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo. Il problema più urgente è il personale, servono operatori e infermieri per dare respiro ai pochi in servizio, un'impresa difficilissima. Reperire il personale per questa struttura
viene demandato alla dirigenza della struttura. E noi abbiamo percorso tutte le vie possibili, dalle cooperative agli appelli personali, alle conoscenze personali, alle agenzie, ma non ci sono persone che sono disponibili a venire a lavorare in questa struttura. Allora, Merlara è una delle situazioni più drammatiche in Veneto in questo momento. Avete sentito anche il sindaco, risultato positivo al coronavirus, una casa di riposo in cui sono già mancati alcuni anziani ed è una delle aree che terremo anche noi della stampa più sotto controllo, cercheremo di darvi più informazioni possibili durante i nostri telegiornali, grazie allo splendido lavoro che fa la nostra redazione padovana, naturalmente senza andare sul posto. Avete visto, sentiamo per telefono, le immagini sono tutte di repertorio, non è il caso di esporsi in questi giorni, in queste ore, a ulteriori rischi. E dalla bassa padovana passiamo all'alta padovana, perché vi ricorderete che l'amministrazione di Villa del Conte aveva creato l'assessorato alla solitudine che aveva destato un po' di scalpore al momento della sua creazione e che invece in questo periodo di grandissima difficoltà sembra poter trovare un'attuazione davvero importante. Ecco il servizio. Una ventina di casi nel comune, il pensiero a una persona morta a causa del coronavirus. A Villa del Conte ogni giorno si cerca di affrontare l'emergenza, a partire da chi è solo, già sostenuto da qualche mese dall'assessorato alla solitudine voluto dall'amministrazione guidata da Antonella Argenti. Questo servizio si è grandemente sviluppato in questi giorni. Infatti l'assessore, oltre a tutti i collaboratori, gli amministratori e i numerosissimi volontari, e ne approfitto per ringraziare Protezione Civile, Alpini e associazioni locali e anche singole persone che si sono messe a disposizione per la consegna di materiale, quali spese piuttosto che medicinali a domicilio, e sta avendo decisamente un'importante cassa di risonanza. I cittadini insomma stanno a casa aiutati da volontari e dalle attività che si sono organizzate con la consegna a domicilio. Ma un occhio di riguardo va ai più piccoli che hanno colorato il paese su precisa richiesta, scritta su lettera dal sindaco, con 400 arcobaleni e adesso sono impegnati ad affidare messaggi di speranza a barche e aeroplani costruiti da loro. Sono pervenuti tramite fotografie in questo momento, ma sarà nostra cura raccoglierli poi in una fase di libertà successiva, tutti i lavori dei nostri piccoli e grandissimi cittadini, dove hanno potuto inserire i loro pensieri, le loro idee e quelle che sono le loro emozioni in questo momento assolutamente complesso e difficile anche per loro. Questo era l'assessorato alla solitudine del comune di Villa del Conte, che in questo periodo sembra poter trovare un'applicazione molto importante, non che prima non lo fosse, ma adesso che siamo tutti chiusi in casa può sembrare davvero difficile incontrare persone che possano aiutarci. Adesso andiamo a leggere ancora qualche messaggio, perché le provocazioni, i messaggi, le richieste sono davvero moltissime. C'è qualcuno che ci chiede, per esempio, che senso ha tenere aperte le edicole quando basta accendere la TV. Da una parte questo insomma ci fa onore, perché vuol dire che ci sono molti che ritengono che il servizio che facciamo sia fondamentale e basilare, però l'informazione viaggia su più livelli, viaggia tramite la TV, viaggia tramite i social, viaggia tramite il web e viaggia anche sulla carta, quindi continuare a leggere i giornali in questo periodo di grande difficoltà, di grande crisi è davvero indispensabile per tutti noi, quindi le edicole rimarranno quasi certamente aperte fino alla fine dell'emergenza, poi insomma ripartiranno con la loro attività normale. Adesso noi facciamo una brevissima pausa per riordinare le idee, ci vediamo qui fra pochi minuti, state con noi perché abbiamo ancora un bel po' di diretta, poi andiamo a fare un po' di ginnastica tutti assieme, poi la messa dal santo e infine tornano i nostri telegiornali. State con noi.